Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Processo Open Arms. Il leader della Lega Matteo Salvini davanti al Tribunale di Palermo ha dichiarato che durante la carica di Ministro dell'Interno non ci fu alcun episodio luttuoso riferito ai migranti, a differenza di quanto avvenuto successivamente. Ha inoltre affermato che le sue scelte erano condivise dall'esecutivo. La Polizia di Stato ha sequestrato beni per 700.000 euro a Francesco Di Filippo, 45enne palermitano, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Sarebbe infatti un esponente di spicco del mandamento mafioso della Noce di Palermo. Sequestrati beni per $500.000 ad un imprenditore di Paceco in provincia di Trapani. Gli accertamenti della finanza hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e gli incrementi patrimoniali registrati. Era già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 2.000 litri di olio in Sicilia, l'operazione rientra in una mirata campagna di controlli nel settore oleario effettuata nei mesi di novembre e dicembre. Chiuso anche uno stabilimento di imbottigliamento oli in provincia di Ragusa. Effettuati controlli dalla Polizia di Stato in 18 sale giochi e scommesse nei comuni di Gela e Niscemi. L'obiettivo è quello di contrastare fenomeni malavitosi, elevate 2 sanzioni. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!